Ed eccoci alla nostra settima avventura cicloturistica, questa volta in Veneto. Oltre a questa presentazione abbiamo realizzato 13 video corrispondenti alle 13 tappe, di circa 5 minuti l'uno. Questa è la carta del Veneto. E questo grosso modo è il percorso che abbiamo compiuto. Questa regione ha degli ambienti estremamente differenti fra loro, zone pianeggianti, paesaggi lagunari nel delta del Po, colline, catene dolomitiche, altopiani, e poi città ricche di magnifici edifici storici. Partiti da Verona abbiamo attraversato decine e decine di città e paesi, ma ovviamente non siamo riusciti a visitare tutto. Per esempio mancano Rovigo, Padova, Cortina e molti altri luoghi. Ma non saremmo riusciti a realizzare un anello e a rimanere nelle 2 settimane. Questo giro ci è piaciuto moltissimo, come già detto per i differenti ambienti che presenta, ma anche per le centinaia di chilometri di piste ciclabili o corsie riservate ai ciclisti. Il Veneto poi si è rivelato una regione estremamente pulita. Mentre si pedala a bassa velocità capita spesso di vedere a bordo strada spazzatura di vario tipo. Qui questo fenomeno è un'eccezione. Se volete pedalare dal mare ai monti passando per le colline, questa è la regione giusta. Non perdetevi le 13 tappe e iscrivetevi al canale.